Al momento ti sentì una storia di paura, una storia che cercava di muoversi. La notte dai muarsi. E è una notte sul calendario, la che scur alle più pence paurose di sempre. Fin dai temps che le sghialines di Sir Roman affevelavano anche mo per latin, i morts attorno al mondo ai vivs e avevano attorno ai luoghi dove che hanno vissuto. Alle un mistero che al vivo in tutto il mondo, al va d'Europa a es Americis, al corrator per tutte l'Italia e pal Friuli. E ieri la mattina dal dì dai Sans, Ursule e ieri appena evade. In che dì non ieri scuole e aveva dormito un po' di più, ma aveva fatto sium stranis. Appena poiato il pitio dal letto, come che spesso succede, che a ieri in sparis. Aveva restato dome una naine in tal chiave. Morte un vivi insieme a stupore Maddalene. La sera passata, al 31 di ottobre, in occasione di Halloween, e ieri là da tor con i suoi amici, vestute di strie. Ursula aveva nu fains e pare che ieri stata la prima volta, perché suo mari non si fidava masse di lasciarle a tor peschiases dai foreschi, e ieri sta a Scodovacchie, in una località chiamata Luc Brusat, per qualche fatto antico che nessuno si visava più. All'era per da bon un borgut piccinino il so, fur de strade statali, ma avonde grand per divertirsi un po' con queste nuove tradizioni che venivano da America e che acclamavano dolcetto o scherzetto. Si suonavano i campanelli, tin-dom, de schiasis e si domandava dolciutto o scherciut. Se qualcuno dava alc, qualche caramelle o un soldut, si metteva in un sacut per dopo spartirlo. Scherciut non io facevi, massime qualche sbeleade. Ma il biel di queste usanze del gnod di Halloween e ieri la disfide di toccate sportis di in che non si conosceva. Che stagliera sempre un po' strani, si vede di vinci la timidezza. La madre di Ursula gli diceva che era la stessa roba del carnevale quando io era picciole. Anche loro l'avevano a torpeschiasis, dome che non si diceva dolciutto scherciut. E gli raccomandava di essere educate e di non entrare mai lì che non conosceva. Halloween invece all'era stato proprio divertente. Ursula era arrivata a casa, tutte contente, dome che la ultima parte, lì che aveva intoccato, era che di una vecchiute che con la vosute basse e fine urveva dit. Entrait alle viert! Ursule e li suoi amici a ieri entratis. La porta è uica con un rumor sinistri. Un odor dolce li sveve tiradis dentri,
anche se per solito si fermavi sulla entrata. Il corridor agli era tutto involucciato in tal scuro. Un altaruzzo in un screen al buttava l'usors che attrindulavano rossizzi. Per via de schiandelli di cimiteri che accontornavano fotos vecchies di ormai muerte. Gli sfruttinis si chialarin mal siguris di là in denant, ma la voce urvenia anche mo chialde in quintri. Entrait, fantacinis! Li sos amis levevin sburtade in devant ridint. Il prear partiere al cricave so dal lor pes. Une siurute piccinine e ingritulade steve sentate d'onghe di un spolert con la lastre lustre, come se fosse fatte di arint. Il fug al sclopettave e si lo viodeve traviers des fressuris dai cerclis de lastre. Un biel clip al contrastave il frete e l'umid che gli era di fur dal sozzere dall'ultim dì di ottobre. Gli sfruttis timiduti si diserin, dolciut o scarciut? Oh, dolciut, o risponde la siorute con tune biele ridade sdenteade. O hai appena tirat fur dal for i biscottuz sentaisi li doglie sulla banchie. Io i c'è bieli striutis. Allora e tu, cui sei tu? E tu? E tu? Intanto che faseve mil domande su cui che aierin e fis di cui e dula che astevin, o offrive biscotti fatti a forme di uesut. I biscottuz tradizionali e di dai muarz. Che si urute e tacca allora a contare tante storie d'agnò dai sans e che dai muarz che loro non avevano proprio mai sentito. Domani alle dì dai sans us raccomandi non stai là tor dopo dall'imbrunì che jessin i muarz des tombis. Avenin fur dal cimiteri in processione e avan a torpa al paese. Han una flamuta in man che io guide attorno in des lor chiasis, ai entri in pespuartis o pai barcons, la sasvierz di queste, attorno in acchiatalla l'orint, a suin la sete eterne che io divore in tai ciz di ram, che gli sbravi massaris urlassin plens di aghe freschie. Per une d'interie lis animis a sondul'intordi no, e domo te di dai muarz attorno in tes lor tombis. Dopo de gnot lunghie fra doman e passon doman. Sin da ur, un fantat che gli era muart, lasciando di besole la sua amorose, poi muarz, gli era tornata che ho la fantate, perché che si avevano impromettuto di sta insieme anche dopo muarz. E diceva, a stupore Maddalene, un muarte e un vivi insieme, intanto che le accompagnava bande il cimiteri. E per fortuna che fantate e restate scaltre, tanche corella dal predi che le aiuta a schiampà le anime dal muart. Voaltris non state mai a fa promessi stranis, mi raccomandi fruttis. E riduciava ripetendo, un muarte e un vivi insieme a stupore Maddalene. E così, e lei in devant per un biel toc
a contare robes che assomigliavano veris. Li sfrutti si chiaravano maliziosi, continuando a mangiare biscotti. La vecchiutta era tan minude e vevelava sottovoce come se avesse avuto contare segreti e che il figlio di vos gli entrava in te sorellis e gli faceva vedere i sgrisoi e chiantucciava. Vesut dedut miserere lusorut. Vesut dedut miserere lusorut. Aleum mortem vivi insieme a stupore Maddalene. Aleum mortem vivi insieme a stupore Maddalene. Sul sagrati hai chiatat miserere vinchiantat. Sul sagrati hai chiatat miserere vinchiantat. Vesut dedut miserere lusorut. Vesut dedut miserere lusorut. Aleum mortem vivi insieme a stupore Maddalene. Aleum mortem vivi insieme a stupore Maddalene. Dies ire, dies ille, aleum diaulem teme vile. Dies ire, dies ille, aleum diaulem teme vile. Dopo tutti questi sconti di arcams, crepis e cocis che abballavano bessollis in tegnot dei muarts, gli quattro amici avevano salutato la vecchiute e erano tornati a chiesa, tutti legris. A Ursula gli piacevano di mazzi misteris e che storie di un tempo erano così pleni di magie che non poteva chiavarsi dal chiave. La mattina dai Sanz era stata in tal cimitero a portare i rosi ai nonnos, con la mamma e il tate. I cimiteri era come se fosse in festa, con los ors in piazza, tutti i tombis e i San Martines di tanti colori che ornavano le immagini sulle lapidis. Era pieno di gente che si salutava, si dava la mano e chiacchierava di vita e di morte. Int mai vedude, int venude di fur, int che tornava cadei vons a portare un omaggio. Ma Ursula si chialava a tor, fantasticante. Con tu morte un vivi insieme a stupore Maddalene. La giornata era passata svelte. Il scur poi in che stagione arriva ad ore e così arriva anche il glon de Ave Maria. La ora è proibita, come che diceva la vecchiute, quando i muarsa saresse in Jesus de tiere che io guardiave. Tiranti in bande le lapidis e mettinsi in file un da urdi che l'altri in una processione. Ursula, e va restando volut vi odio, chissà se era vero.
Mamma e tate stavano inchialando la televisione. Loro non bassilavano con le storie di una volta, ma io aveva deciso di viersi sfese la porta. Come che aveva detto la vecchiutta, non si sa mai che qualche morta al vedi di tornare. E aveva anche implenato di aghe fresche la chialderie che la mamma è doprava per polente. Se han sete e pensava, e le aveva mettute sulla tavola in cucina e teniva di studiare la luce e stava poiade coi comedons sulla plana del balcone. Il sgnaulà di un ghiat in tal scur assomiava un baì di un frutto. La luna lontana si squindeva in te fumate di chignot mal quiete. Di bot, i veniva di mens che si aveva dismenteato un libro in te macchine di sopari. Agli era un libro di Harry Potter che aveva prestato sua cugina, che era un'appassionata di quel personaggio. Non ci avvisassi neanche per un momento dai ammonimenti di tradizione e corre ban del garage. Adopravi la vecchia stalle di fronte di chiesa per mettere a sotto la macchina. La luce delle rimesse non funzionava bene, si impiava e si distudava con un rumore elettrico. Il scur che si faceva a lamps all'inquietava. La fumata inglotteva anche la luce che veniva da casa da Urdie. In banda de stalla gli era un col di leis che a Ursula insommeava un mostri con tanti bocche e ciatis gigantis. Brrr, e pensà, la luce si impia. Bon di chel. E lei di corse bande la macchina. Ma la luce si distudà anche mo une volte. Non arrivava a mettere la clav in te buse de clavarie, non le chiatava. L'ansia scominciava a chiappare. Infine arrivò a Vierzi. Con la mano e tastava la sente per cirare i libri e tirarlo su di lì. E pare di sentire Alc che russava sulla sua ghiambe. Sgrisul, i corè, io peschene. Gli era così scuro. Dall'ultimo, lo granpà e a steve per tornare svelte a chiesa, quando un boccognon di ghiazzi palesà e si fermò denanti e saltando fuori dal scuro. Dopo di lui, la ombra di una persona che bloccava il passaggio. La luce si impià per un momento e vide la musa di una vecchia che gagliva. Il cur di Ursula al pareva che schiampasse. La vecchia disse con un sussurro chiantucciante: Ursula, Ursula, ven con me che ti porti paradis. Si distudà la luce, la frutta e ci di liberarsi di che ombre maligne. Ma aveva un bien ce fa, il giat sgnaulava, nervoso e le sgrifava perdut. Il giat con che di fermare saltà intorno, ardintle, sbregà. Anche la chiamese di ignote i libri che Ursula doprava per difendersi. La vecchia da Urdie e le vendevano a ridi. E provava a fermarle con che sosmans fredis come la glace, che però per fortuna non aveva in tante forze. E gaive la frutta a forza di lottare e arrivò disperata fin sulla porta di chiesa e quando ci ridi sierale il ghiatta gli entrò col mustic sgnaulant forte o non. Miau! Miau!
La vecchia allora e mette la man dentro e le chiappappa e c'avei dicendo: "Ve con me, Ursule, ve con me!" Ursula disperata non arrivava a verso la porta. Allora tira i libri Bandelbearge che colanta al fasè un tom. La strie e il ghiat si girari. Basta che il momento di distrazione e Ursula con tutti i fuarcis e si era la porta. La vecchia e toccava sulla porta per noi era segnata di vele perdute e il ghiat sgnaulava come un dannato e tornava a chiappaflat. Poi adesso tu ne chiedrede cusine di che altre bande de chiase, i sei genitori, a chi avevano un reality, ma che dal sicuro si erano indormiti sugli spoltronis. Appena che il curisin al fobonat, Ursula terrorizzate, tutte sgrifate e chi alla furpa al barcone. Per un momento la fumata si era sraride e la luna illuminà siete loro che ballavano in cerchi e che cantavi come in tu soffli. Ursule, vengono, vengono, vengono. Arrivava delle musis, dei int che ballavano. Ieri in duce già muars e che vecchie che ci rive di chiappale e ieri miglia e la pesare che arrivava di grau e che il viners e passava per Scodovacchia e Sberlant. Pesedone! Pesedone! Ma mettate non si erano in acquars di nuie. E corre su peschialis, dretta in taglietto. Non sapeva se fosse vero o no. Quel che gli era succeduto, ma se irreale. Tal doman, quando si svea, gli sghiambi s'aieri in par da bons grifadis. Di fur Ursule e chiatà i libri tutti sbregati in te corte. E anche se urcontà tutte i suoi genitori, non crederin mai a storie dai morti. Un fatal fo che vedi tornai a comprare i libri a sua cugina. Un altri che Miliesefe non era più tornata di che sbandis, parce che era morta in Kegnot. Di che volte un boccognon di ghiat neri, grand più di che altris, al gire pal paese. E Ursule, ogni volta che lo viot, i tira claps per mandarlo via, ma il ghiat le fisse per noi è spaurit. E a Ursule si inglacia il sangue.